Siamo qua con Giuseppe Scianò, il 17 di giugno moriva Antonio Canepa con i militanti dell'Evis in questo bivio che da Bronte porta Randazzo. L'FNS commemora come ogni anno questo giorno storico. Giuseppe Scianò che cosa ci dice di questa manifestazione? Ma è una manifestazione unica. Considerato unica che abbiamo esponenti di gruppi. Sì, è un punto d'incontro, sì, questo è bene precisarlo, perché il mese di giugno, insomma, sta diventando il mese dedicato alla memoria dei caduti dell'Evis. Molti non conoscono in Sicilia questa pagina di sofferenza e di gloria del popolo siciliano, della nazione siciliana. Perché? Perché diciamo, l'Evis fu un esercito popolare che si batté per l'indipendenza della Sicilia quando tutti i diritti fondamentali del popolo siciliano, compreso, vorrei dire, i diritti dell'uomo, venivano negati al popolo siciliano. Cioè non si consentiva che si facesse un referendum, allora si diceva plebiscito, sull'indipendenza della Sicilia, non si consentivano manifestazioni di pensiero, non si consentivano manifestazioni di piazza agli indipendentisti, che erano l'unica forza organizzata e la più grande forza organizzata. Ecco, poi dopo la strage di via Macheda, che portò a un numero indefinibile, indefinito di morti e di feriti, e si ravvisò la necessità di ricorrere alla forza, alla lotta armata. Canepa ebbe la grande intuizione, perché già c'erano dei precedenti, c'erano stati dei precedenti e c'erano, come si dice, dei progetti in corso per realizzare questa forza armata, ma Canepa, che era tornato in Sicilia dopo tante vicissitudini in continente, portò la esigenza di fare un corpo militare che fosse ben visibile, ben riconoscibile, perché non voleva né lo stragismo, né la congiura, né il terrorismo. Era un esercito che anche quando fosse stato sconfitto avrebbe rappresentato sempre la volontà di libertà, di indipendenza, di progresso del popolo siciliano, e quindi la sconfitta diventava una vittoria. Certamente, questo aveva anche un riscontro giuridico, come hai detto giustamente tu, perché? Perché le varie convenzioni internazionali, io mi riferisco a quella dell'Aia e a quella di Amsterdam, riconoscevano ai soldati, ai militanti di queste formazioni, che avessero le divise, che avessero la bandiera, che avessero una disciplina, che si riferissero a un'ideologia e a un movimento politico. Io quando parlo del movimento indipendentista, parlo di un movimento indipendentista siciliano, guidato da Finocchiaro Aprile, parlo di un movimento politico di massa, che raccoglieva l'80% dei siciliani. Quindi negare i diritti fondamentali della democrazia che si era predicata, i diritti fondamentali dell'uomo che erano garantiti dalle convenzioni internazionali, negarle solo al popolo siciliano era una ingiustizia, una discriminazione contro la quale bisognava alzare proprio la fronte e le armi. Allora, certo, allora non c'era la Costituzione, allora era una condizione storica diversa completamente da quella di oggi, e Canepa tenne fede, ecco, a questo impegno, sacrificando la propria vita, la vita di due giovani studenti che lo seguivano e che erano Rosano e Lo Giudice, e la vita di tanti altri giovani, ma fu un segnale forte che ridiede visibilità alla nazione siciliana nel mondo. Infatti, quando Finocchiaro Aprile fece il primo documento internazionale insieme al Comitato per l'indipendenza della Sicilia, che era un memorandum mandato alla Conferenza di San Francisco, e quando fece il secondo documento, che era inviato nel settembre del 1945 ai ministri degli esteri delle potenze alleate, quando fece questi documenti era credibile, contrariamente a quello che dice la cultura ufficiale, era credibile ed era giuridicamente in regola, perché rappresentava un popolo e un esercito che combatteva. Quindi quel sacrificio ha tanti significati, e per dire l'ultima parola, perché ho approfittato di questa ospitalità, per dire l'ultima parola, io dico che ci fa leggere lo Statuto, quando si ci domanda, ma perché volete questo Statuto speciale, che cos'è questa specialità dello Statuto, eccetera, ebbene bisogna pensare a questi episodi,
questi episodi che costrinsero lo Stato italiano a contrattare con il movimento separatista, costrinsero lo Stato italiano a entrare in trattative, prima segrete e poi sempre più pubbliche, costrinsero lo Stato italiano a dare l'amnistia ai giovani che avevano militato nell'Evis, costrinse lo Stato italiano a trattare punto per punto lo Statuto. Certamente, poi questo pactum è stato disatteso, ma la responsabilità di avere mancato e di avere tradito la fiducia dei siciliani non è certo colpa dei siciliani, è colpa dei partiti italiani e dei servi dei partiti italiani che in Sicilia, tra la legalità costituzionale e l'illegalità, si è schierato per la legalità, cioè il popolo siciliano che rivendica l'applicazione dello Statuto è un popolo siciliano che ha rispetto pure della Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana prevede che ci sia lo Statuto siciliano. Ogni altro argomento è falso e infondato giuridicamente. Grazie Scianò, grazie all'FNS che organizza ogni anno questa manifestazione. Grazie. Poi lavora per il ponte, insomma c'è tutta una serie di confusioni.